Buongiorno, buongiorno. Un'ultima ora pubblicata poco fa dal Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, rapina a Cavallino Treporti. È stato arrestato il boss dei giostrai, Radames Major, per l'assalto in cui fu ferito gravemente Alberto Biondo. È una notizia arrivata poco fa. Altro titolo del Gazzettino: zone rosse a Carnevale, Venezia si prepara, porte chiuse per i soggetti a rischio. E andiamo a Venezia in diretta da Filippo Fois, perché c'è stato un flash mob anti-smog a difesa dei residenti di Marghera. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Il flash mob, del quale vedrete a brevissimo le immagini, si è svolto proprio qua dove ci troviamo assieme ai due ospiti, che sono Luigi Lazzaro, che è il presidente di Legambiente per il Veneto, e Pier Mario Fob di Libera Veneto, co-referente. È stato un flash mob in cui addirittura sono arrivati dei magistrati, ovviamente finti, che hanno letto una sentenza in nome del popolo inquinato, nella quale si è condannato non solo tutto l'inquinamento di cui patisce l'area di Porto Marghera e di conseguenza anche tutte le zone contermini, ma anche l'omissione da parte di chi queste zone doveva bonificarle o comunque dovrebbe impegnarsi per renderle più vivibili e non l'ha fatto. Io chiedo a Lazzari, è così grave questa situazione? Beh, diciamo proprio di sì, perché di 1600 ettari circa che è composto oggi il sito di interesse nazionale, solo il 21% è stato realmente bonificato per quanto riguarda le superfici a terra, mentre per quanto riguarda l'acqua, insomma, quindi un patrimonio così importante, solo lo 0,1% è stato bonificato. Significa che l'impegno è stato veramente scarso fin qui e serve cambiare completamente rotta e bonificare finalmente queste aree. Provate in tantissimi, nel senso che moltissime associazioni hanno dato poi l'adesione, a questo compreso Libera ovviamente. Sì, Libera è un'associazione di associazioni, per cui è nel suo DNA fare rete, e noi abbiamo aderito molto volentieri a questa manifestazione, anche perché Legambiente è uno dei soci fondatori della rete di Libera dal 1995, per cui ci tenevamo ad essere presenti. C'è da dire che tra coloro che hanno aderito noi ci troviamo, lo vedete il Canal Grande qui alle nostre spalle, alla nostra sinistra c'è il Palazzo Grandi Stazioni, che è una delle sedi della Regione Veneto, e ha partecipato al flash mob anche l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, il quale anzi vi ha chiesto fatene più spesso di queste cose. Poi ci ha ricordato che la legge speciale per Venezia sostanzialmente non è stata rifinanziata, perché sono stati dati solamente 5 milioni rispetto ai 150 che erano stati richiesti. Non solo, la ZLS, che è la zona speciale che bisognava creare per rilanciare Porto Marghera, sostanzialmente non è stata rifinanziata neanche quella, mentre sono stati spesi miliardi per altre zone in giro per l'Italia. Venezia aveva chiesto solamente 200 milioni, che era lo 0,0 rispetto a quello che andrà da altre parti, ma non è arrivato neanche quello. Beh, questo è uno dei problemi che noi evidenziamo, cioè il disimpegno da parte dello Stato su Porto Marghera in particolare, e quindi su quella che deve essere una rinascita nell'ottica del lavoro verde, quindi del lavoro sostenibile dentro la transizione ecologica. Altrimenti rischiamo di non veder mai finire, ma nemmeno iniziare, le bonifiche in questo territorio, e finanziare queste leggi, dalla legge speciale per Venezia alle altre risorse che devono essere messe a disposizione, è uno dei passi che chiediamo con forza al governo di fare. Dicevo che Marcato ha detto manifestate più spesso, in effetti noi abbiamo visto anche molta gente che si fermava, perché quando è arrivata la Corte per leggere la sentenza, insomma, si fa anche così per attirare l'attenzione e delle persone su questi problemi. Sì, i flash mob sono importanti proprio perché focalizzano alcune questioni. Adesso noi come Libera la settimana prossima avremo 3 giorni a Mestre proprio di approfondimento sul tema ambientale, con una manifestazione importante all'M9 dove si parlerà insieme all'Albo Gestori di Beni Ambientali e alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo proprio di questi temi, perché purtroppo diciamo, dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione, in quanto le scorciatoie sono qualche volta da parte di qualcuno preferibili. Bene, io direi che naturalmente per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo alle nostre edizioni del telegiornale di questa sera. Per ora direi che da Venezia è tutto, restituiamo la linea. Grazie molte a Filippo Fois e ai suoi ospiti, a Sandro Ponchio
per la parte tecnica, parleremo dei problemi che travagliano le nostre città, in particolare la sicurezza, c'è la questione delle questioni legate alle zone rosse, quindi andremo in diretta anche a Treviso e a Padova tra poco, ma vediamo a Vicenza i bivacchi selvaggi nel centro storico che si stanno moltiplicando, soprattutto nei punti di maggiore pregio artistico della città. Il degrado indigna i cittadini, i commercianti chiedono che i senza tetto vengano confinati in spazi opportuni. Sentiamo la nostra redazione, Daniele Garbin. L'emergenza dei senza tetto è un fenomeno costante che vede il numero dei vicentini in aumento ospitati dal comune e dalle diocesi nelle strutture di accoglienza preposte. Uno zoccolo duro però di soggetti, rifiutando le regole imposte, preferisce restare all'addiaccio. In città si diffondono i rifugi precari, ma il degrado interessa sempre più il centro storico e i monumenti. I commercianti non ci stanno. No, assolutamente non lo accettiamo, perché Vicenza, essendo una città d'arte, ha bisogno di essere frequentata da vicentini, da turisti italiani ed esteri, e logicamente il centro storico è il biglietto da visita della nostra città, di conseguenza non è accettabile che le persone che non hanno fissa dimora utilizzino i nostri monumenti storici come abitazione, quindi come dormitorio. Però vabbè, dormire per strada, ma non possono dormire davanti a un locale a ridosso di Piazza dei Signori, costruirsi il loro capanno, chiamiamolo capanno, perché è bruttissimo in un parcheggio dove alle 7:30 di sera uno arriva per pagare il biglietto e trova cartoni, coperte, sacchi a pelo buttati lì per terra con loro dentro. Fanno anche peccato vederli così. Il centro storico è pieno di queste persone qui, che sarebbe ormai di farli spostare, insomma, quello sicuramente. Gli ultimi dati forniti a fine anno dalla polizia locale attestano che da una trentina di clochard il numero si sarebbe ridotto ad una decina, ma i segni poco decorosi lasciati dai bivacchi sono sotto gli occhi di tutti, in particolare sotto i portici di Monteberico, una cartolina del degrado poco opportuna anche in vista del giubileo. Deve intervenire sicuramente l'amministrazione, le forze dell'ordine e direi anche i cittadini stessi, nel senso che non vorrei mai che diventasse un'abitudine vedere queste persone buttate a terra o a chiedere l'elemosina oppure a dormire. La cosa sarebbe gravissima, anche perché non è decoroso per la città, ma non è decoroso anche per queste stesse persone. E vanno nei monumenti, nelle entrate delle case, nelle entrate dei negozi, e non è una bella cosa sicuramente. Loro vogliono dormire per strada. Bene, diamogli un posto che sia quello e che se lo tengano anche pulito, perché poi quello che lasciano è tanta sporcizia e non va bene, perché un biglietto da visita così il centro storico non può averlo. Ieri sera abbiamo parlato a Focus a lungo dell'avvento dell'era Trump, per la seconda volta eletto presidente degli Stati Uniti. La sua rivoluzione vuole cambiare tutto, ha fatto un discorso esplosivo che ha impressionato, ha lasciato l'OMS, non farà più parte del patto climatico, quindi vediamo anche la paura nel titolo del Corriere del Veneto per i dazi che ha annunciato. C'è il picco di export del Prosecco negli Stati Uniti, corsa alle scorte per paura dei dazi di Trump. E ieri sera a Focus ovviamente ne abbiamo parlato, c'era anche tra gli altri un trampiano di ferro, cioè Joe Formaggio. Sentiamo il suo intervento. Si è fermata la macchina, spia, tutto acceso, e sono arrivato. Allora, per far capire ai nostri telespettatori, direttore, quanto bene le voglio, Joe Formaggio è il primo che arriva in trasmissione col carro attrezzi. Però il direttore non sa che dopo dovrà portarmi a casa, o mi porta a casa il mio amico Rucco o il direttore mi porta a casa, perché sono riuscito a prendere 3 robe dalla macchina. La macchina è sopra il carro attrezzi che sta andando a Treviso. Allora, la bandiera di Trump, signori, grandissima. Guardate, ce l'aspettavamo. La bottiglia Golden Age of America, l'età dell'oro dell'America, però fatta nel Vicentino. E ragazzi, la pizza Trump, facciamola vedere, guardate.
uno spettacolo. Che cosa? Cioè, la pizza è la faccia di Trump. Ah, è la faccia di Trump. Questa qua è la faccia di Trump. La fa rivedere ieri sera abbiamo fatto un festone a Vicenza per l'insediamento del presidente, una roba da non vedere. È stato soltanto l'esordio di Formaggio e poi ovviamente sono volati gli stracci con gli altri ospiti. A proposito di Trump che è uscito dal patto di Parigi sul clima, abbiamo sentito e lo riproponiamo il racconto di un veneto, Andrea Bozzetto, che era proprio lì mentre Los Angeles bruciava. Sentiamo. La situazione è veramente abbastanza drammatica e in queste ultime ore ho degli aggiornamenti leggermente positivi, per cui il focolaio, diciamo il fuoco, quello più grosso di Pacific Palisades, è stato leggermente circoscritto perché è arrivato addirittura al confine con l'UCLA, che è l'università più grande della California. Le parole dell'imprenditore vicentino che risiede a Los Angeles dal 2021. La sua è una testimonianza diretta di quanto sta ancora accadendo dal 7 gennaio scorso. Fortunatamente la sua abitazione non si è trovata sul fronte del fuoco. Noi abitiamo a downtown, quindi siamo un po' circoscritti dai grattacieli ed è zona dove non c'è foresta, quindi siamo un po' protetti anche da quello. Però la nube tossica praticamente si è sparsa in tutta quanta la città di Los Angeles. All'indomani del giuramento di Trump, l'attenzione per i cittadini di questa parte della California resta probabilmente più alta per le previsioni del tempo. L'arrivo di forti venti provenienti dal nord-est che potrebbero raggiungere velocità di 100 km/h potrebbero ancora rinfocolare i piccoli incendi diffusi che ancora persistono in zona. Il danno finora ammonterebbe tra i 250 e i 275 miliardi di dollari. Credo che le assicurazioni non siano in grado di gestire la situazione perché è diventata veramente tanto grave. Non si sa quando si spegnerà questi incendi, non so quando finiranno, e più andranno avanti più ci saranno conseguenze per le agenzie di assicurazioni. So che una parte verrà data dal governo della California e comunque dei contributi verranno forniti. Non so in che parte perché ancora adesso non si parla di queste cose qua, però so insomma che tante assicurazioni stanno dichiarando bancarotta. L'imprenditore orfo, tornato in città appositamente per la fiera, è già in procinto di tornare negli States per raggiungere la sua compagna. Sì, appena terminata la fiera dell'oro ritornerò lì sperando che l'aria sia un po' più pulita perché negli ultimi giorni non abbiamo respirato niente di positivo e qui a Vicenza invece l'aria è un po' più buona. Ecco, sotto un certo punto di vista, quindi insomma spero che entro questi giorni qua riescano a finalizzare, insomma a spegnere, perlomeno a spegnere, poi i detriti che ci sono, insomma fanno davvero paura. Servizio di Daniele Garbin, oggi in regia Italo Morao e Francesco Ceron. Andiamo al dramma di Noventa Padovana, dove un anziano è morto nella sua abitazione per intossicazione da monossido di carbonio. A trovarlo senza vita la coinquilina è stata disposta l'autopsia. Francesco Rattai. Siamo a Oltrebrenta, in una frazione di Noventa Padovana, con me il sindaco della città, Arcellobano. Siamo qui perché ieri è stato trovato il cadavere di un 79enne, Aldo Boscaro, morto probabilmente per le esalazioni di monossido della caldaia. L'allarme è stato dato verso le 3 del pomeriggio dalla convivente dell'uomo che non lo sentiva più da tutto il giorno. L'uomo è stato trovato nella sua camera e quando i sanitari del SUEM sono entrati è partito l'alert che hanno del cicalio che segnala la presenza di monossido di carbonio. Anche i vigili del fuoco hanno riscontrato una forte presenza, tutto fa pensare che l'uomo sia mancato proprio per aver respirato questo gas, probabilmente fuoriuscito dalla caldaia che aveva pochissima manutenzione. Ecco, sindaco, una tragedia che ricorda
ricorda quanto siano importanti le manutenzioni delle caldaie, perché possono succedere tragedie come queste se non controllate le caldaie. Sì, tragedie che non dovrebbero più esserci. A me dispiace tantissimo perché è una delle tante persone che ha sempre pensato a lavorare, a far grande questo Veneto, e alla fine morire per monossido è veramente un grandissimo dispiacere e un fallimento di questo sistema. Quindi quello che posso dire è che bisognerebbe fare i controlli delle caldaie. So che sono in questo momento la gente in difficoltà per arrivare a fine mese, però è fondamentale perché è inaccettabile che nel 2025 si muoia ancora per una fuoriuscita di monossido. Io sono stato qua diverse decine di minuti e il rumore di questo allarme del SUEM che continuava a segnalare la presenza di questo monossido a distanza di diverse decine di minuti veramente mi ha fatto riflettere. Una grandissima tragedia comunque. Ecco, il signor Boscaro non era seguito dai servizi sociali, era una persona attiva, anche presente nella vita del paese e lasciano sempre stupefatte queste notizie. No, infatti, perché è una delle tante persone invisibili a volte, non era in carico a servizi sociali e quindi che ha fatto la sua vita e alla fine in un periodo della sua vita in cui poteva, diciamo, godersi la meritata pensione e vivere in pace, alla fine se ne va per una fuoriuscita di monossido. Ecco, questo secondo me nel 2025 è assolutamente inaccettabile e non è possibile, quindi la raccomandazione che faccio da amministratore: fate i controlli alle caldaie, quelli regolari, e se avete la possibilità cambiate la caldaia e spostatela all'esterno come stanno facendo con le caldaie a convenzione, cioè a condensazione. Quindi mi raccomando, è importante perché non si può morire in questa maniera qua. Ecco un suggerimento che può sicuramente salvare molte vite. Grazie a Francesco Rattai, al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Andiamo a Treviso adesso per la violenza che è esplosa in questa città, che il ministro Nordio ha definito non sicura, innescando delle polemiche politiche. Ma vediamo il fatto, l'ultimo fatto di cronaca: un ragazzo, un 23enne pakistano armato di coltello, che è in preda a dei raptus, dando in escandescenze, ha creato momenti di paura nelle vie del centro. Vediamo il servizio. Coltelli. Che è cambiato? Ma un macete, che cavolo ha in mano? Si spoglia per poi rivestirsi in mezzo alla strada all'altezza tra via Roma e Ponte San Martino, nel cuore di Treviso. A torso nudo i passanti notano un particolare inquietante e non trascurabile: un coltello da cucina infilato nei pantaloni, una lama da circa 30 centimetri. Ha vagato per la città così, creando scompiglio e paura tra i passanti un 23enne di origine pakistana. Con un coltello stava per terra e lavorava sui San Pietrini o faceva non so cosa, e poi qualcuno ha fatto un esposto ai carabinieri o polizia, non lo so, e loro sono usciti e l'hanno portato via. Quando le forze dell'ordine l'hanno raggiunto, il giovane ha prima gettato l'arma e poi si è buttato a terra. Il 20enne è stato poi condotto in questura. Sarà denunciato per porto abusivo di coltello. Il fatto è accaduto proprio dopo il recente incontro del coordinamento trevigiano dei Meloniani con il questore di Treviso, il comandante provinciale dei carabinieri e il ministro Nordio, che ha commentato gli ultimi episodi di violenza. Sono nato in una Treviso che era sicura, bella e vivibile. Oggi invece i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio. È una situazione inaccettabile. Dure le parole del ministro della Giustizia, distante anni luce dalle rassicurazioni del sindaco Conte, che nonostante le aggressioni, le rapine e l'omicidio di via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre ha definito Treviso una città sicura. Rincarano la dose anche dal Partito Democratico. Con una nota i Dem chiedono all'amministrazione di intervenire con soluzioni concrete. Il capogruppo Stefano Pelloni attacca gli alleati,
La giunta di centrodestra continua a dividersi e a non trovare un percorso condiviso. Basta con la retorica, ora i fatti. Le parole da Roma dell'onorevole Scarpa. Clima teso in città dunque e soprattutto tra gli alleati. Fanno ancora discutere le dichiarazioni che il Foglio aveva attribuito a Mario Conte, che aveva appellato i meloniani come famelici, impreparati, perdenti. Siamo famelici, impreparati e perdenti, sia come offensivo nei nostri confronti, lo dico chiaramente. La nostra pazienza, come si suol dire, è infinita e per il bene non ha limiti. No, i limiti ce li ha, ma non li stabilisco io. Certo. Ecco, li stabilisce la nostra leader. Claudio Borgia, c'è quindi tensione tra gli alleati del centro-destra a Treviso. Andiamo subito in diretta da Christian Arboit e da Tommaso Migot per la parte tecnica. A te, Christian. Sì, direttore, è un clima incandescente quello che c'è tra alleati qui a Treviso. Siamo in diretta dalla piazzale delle Corriere. Ti posso mostrare proprio i controlli dell'esercito. Lo vedete, è l'operazione Strade Sicure, la famosa operazione Strade Sicure che da qualche giorno è arrivata anche in città. Ci sono i militari che stanno interloquendo anche con cittadini, con ragazzi, stanno monitorando la situazione. I controlli ti posso confermare sono aumentati in questi giorni, i controlli anche interforze. Questa mattina ero dai carabinieri e hanno confermato questo. Filippo Bisoli, mi puoi raggiungere un attimo? Filippo Bisoli è negoziante titolare dell'Infinity Smoke qui in via Roma e Filippo mi conferma che i controlli sono aumentati. Sì, buongiorno a tutti. Allora, già da ieri nella tarda mattinata, quindi a partire dalle 11 fino a poi protrarsi alle 13, c'è stato un aumento notevole e visibile dei controlli. Si è passati dall'1 pattuglia alle 4 pattuglie, con anche l'ausilio dell'unità cinofila e anche il presidio dei militari comunque diciamo itinerante, nel senso stanno un po' qua dietro, poi si stanziano un po' davanti nello spartitraffico di via Roma. Quindi insomma i controlli ci sono e dopo il fatto di ieri sono aumentati. E mi dicevi che forse sono aumentati anche dopo i fatti di via Castelmenardo. Sì, già dopo il fatto di Castelmenardo si era visto un aumento, non notevole come ieri, perché anche nel pomeriggio è stato un aumento proprio visibile che ha dato molta sicurezza, e probabilmente dopo l'evento del ragazzo che si è diciamo tolto la maglietta e anche dopo le parole del ministro Nordio si è visto questo aumento. Quindi tu dici insomma che questi controlli diventino stabili, non siano straordinari, insomma eccezionali. Esattamente, la mia paura è che questi controlli siano eccezionali perché, dovuto a tutta questa commissione di fatti appena dette, temo che magari per una settimana, qualche giorno faranno così per dire ecco la situazione è sicura e poi si torna alla normalità. Insomma che non sia un fuoco di paglia. Mi può raggiungere anche Antonella Tocchetto, intanto ti mostriamo, direttore, con le immagini di Tommaso Migot, i controlli, il monitoraggio dell'esercito nel piazzale delle Corriere, però appunto la questione è anche politica e soprattutto politica in questo momento dopo le parole nette, nettissime di Carlo Nordio che hanno infastidito non poco chiaramente i vertici di Cassugana. A tal proposito, prima di farti sentire Antonella Tocchetto, ti faccio ascoltare le parole, le dichiarazioni pronunciate poco più di 40 minuti fa da Giancarlo Gentilini che ho intercettato in via Cornarotta. Gentilini che è lapidario tranchant e dice Nordio ha ragione. Gentilini. Nordio ha perfettamente ragione, perché appena adesso una signora mi ha fermato e mi ha detto: signor sindaco, perché non torna lei ad amministrare la città di Treviso? Con lei si poteva camminare tranquillamente di giorno e di notte, oggi dobbiamo chiudersi in casa. Ecco, e questa è stata la risposta a quello che ha detto Nordio. Ha perfettamente ragione. Ma e quindi cosa dovrebbe fare Conte o chi per esso, insomma? No, ragazzo, le cose brutte si devono affrontare all'inizio. C'è stato un troppo lassismo. Io ho sempre detto baionetta in bocca, e questo è l'ordine che io davo ai miei tempi,
e quindi chi sbagliava doveva pagare immediatamente. Adesso sono quasi dei privilegiati, vengono arrestati e poi rilasciati. Lassismo vergognoso. Lassismo vergognoso, non c'è da aggiungere altro alle dichiarazioni lapidarie di Giancarlo Gentilini, o sì c'è da aggiungere qualcosa? Antonella Tocchetto, Partito Democratico. Beh, c'è da aggiungere molto perché, buongiorno direttore, perché la questione è che il centrodestra sta litigando per le regionali, il problema è chi è più forte uno con l'altro e non si occupano della sicurezza. È vero che questa zona è militarizzata, ma c'è gran parte della città invece che è molto più insicura. Tra l'altro, oltre a militarizzare, altri progetti ci sono, bisogna anche costruire un percorso per recuperare questi ragazzi che comunque stanno mettendo a ferro fuoco la città. Io vedo che c'è più preoccupazione per le regionali e per una lotta tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega piuttosto che occuparsi dei veri problemi della città, compreso Nordio, che voglio dire fa il ministro, gli piacciono molto le norme, anzi aveva detto che voleva depenalizzare, invece sono sempre più le norme che aumentano, però la situazione è che la città è in grande difficoltà. Chi di sicurezza ferisce, di sicurezza perisce? Mi pare uno slogan che potrò utilizzare nei prossimi giorni. Sicuramente ci vuole più attenzione e più proposte, meno chiacchiere politiche. Grazie Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico. Gli uomini e le donne dell'esercito, l'operazione quella strade sicure, stanno monitorando il piazzale del Corriere che, come sapete, grazie Tocchetto, è spesso teatro di risse e di episodi al limite. In questo momento stanno identificando anche noi e quindi siamo in attesa dei nostri documenti. Però appunto direttore, il monitoraggio c'è e questo te lo possiamo confermare. Questa mattina all'altezza di Via Roma c'erano diverse pattuglie della Polizia di Stato. Per il momento è tutto. Con Tommaso Migot da uno dei quadranti caldi di Treviso ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboit. Intanto è arrivata la replica del sindaco Conte che da Vilnius commenta quanto è accaduto in una nota. Ringrazio le forze dell'ordine, dice Conte, intervenute per fermare un balordo cittadino straniero che ha generato una situazione di allarme in città. Siamo tutti uniti per contrastare i disagi generati da queste persone che di integrazione e disciplina non ne vogliono sapere. In questo senso accolgo le parole del ministro Carlo Nordio, che sono certo essere, dice ancora Mario Conte, sindaco di Treviso, sono certo essere al nostro fianco in questa battaglia che deve essere accompagnata anche a strumenti normativi per garantire pene certe, rigorose ed esemplari per chi delinque. E andiamo a Padova sempre per questioni di sicurezza, perché oggi era previsto un incontro in comune sulle zone rosse, ma poi si è scoperto che il problema non era, la questione non era all'ordine del giorno. Sentiamo subito in diretta Valentina Visentini. Buongiorno, c'era grande attesa oggi per il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che era previsto in prefettura come consuetudine settimanalmente. I riflettori erano tutti puntati lì perché da una settimana si pensava e era quasi certo si dovesse parlare proprio oggi della definizione delle istituzioni di possibili zone rosse anche a Padova, perché il prefetto aveva chiesto alle forze dell'ordine di creare una mappa delle zone più a rischio in città, ma questa mattina ordine del giorno modificato all'ultimo momento ed è slittata la discussione, che è stata spostata a data da destinarsi. Quindi non si è discusso delle zone rosse, lo hanno confermato dall'amministrazione comunale, il sindaco e l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina sono usciti prima dal vertice e poco dopo sono usciti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine insieme al prefetto. Discussione rinviata, quindi se ci saranno eventuali zone rosse lo si capirà nelle prossime settimane. Il sindaco di Padova nei giorni scorsi aveva anche spostato il vertice di maggioranza dove si doveva discutere appunto di questa possibile provvedimento. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Quel che è certo è che in città i controlli non si fermano, soprattutto in quelle zone come la stazione e il quartiere Arcella, dove la situazione
gestione della microcriminalità è più delicata, è più in emergenza. Da inizio anno sono stati 9 gli spacciatori arrestati durante i controlli antidroga in zona stazione che si presume possa essere una delle possibili zone rosse a Padova. Ma facciamo il bilancio con la cronaca di questi ultimi giorni nel nostro servizio, poi la linea può tornare allo studio. La zona stazione non può essere considerata una zona franca per lo spaccio ed è qui che si sono concentrati nell'ultimo periodo i controlli della polizia. Gli ultimi arresti sono avvenuti lunedì scorso quando gli agenti della squadra mobile hanno fermato 2 stranieri, un nigeriano irregolare e un gambiano, entrambi pregiudicati. Un altro nigeriano invece è stato denunciato perché trovato con della droga. Tutti e 3 sono stati visti in via Tommaseo. Uno dei 2 nigeriani stava cedendo un involucro ad una persona in cambio di denaro. Una volta identificato è emerso che lo straniero aveva numerosi precedenti per spaccio. L'ultimo arresto quest'estate, trovato con 13 ovuli di cocaina. Il 36enne nigeriano è stato così arrestato e condannato con direttissima a 4 anni e 2 mesi. Lo straniero è stato poi accompagnato al CPR di Gradisca. I poliziotti hanno poi arrestato un gambiano trovato sempre in via Tommaseo con 70 grammi di hashish, anche lui con numerosi precedenti. Il questore ha disposto l'avvio per la revoca del permesso di soggiorno e il divieto di stazionamento davanti agli esercizi pubblici di Padova. Dall'inizio dell'anno i poliziotti della questura hanno arrestato per spaccio di stupefacenti 9 persone, tutte straniere, 5 delle quali proprio in via Tommaseo, dove proseguiranno e si concentreranno i servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Padova Marco Dorisio. Grazie molte a Valentina Visentini e a Federico Cibotto per il collegamento da Padova. Andiamo a fatti che riguardano Altavilla Vicentina. C'è un'ondata di telefonate sospette che sono arrivate nel comune. Malintenzionati si sono spacciati e si spacciano per forze dell'ordine cercando di ingannare i cittadini e ottenere informazioni personali. Il sindaco avvisa i cittadini e li invita a stare attenti, questo è importantissimo. Per noi Daniele Garbina e Simone Squarcina con il sindaco di Altavilla Vicentina Rossella Zattone, uno dei cittadini che ha segnalato queste truffe. Vediamo. Ad Altavilla Vicentina nell'ultimo periodo si sono intensificate le truffe telefoniche, con me la sindaca Rossella Zattone, buongiorno. Buongiorno. Ecco, proprio è un fenomeno inquietante, no? Soprattutto l'ha indotta a fare un appello attraverso i social ai cittadini avvertendoli di quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo, sindaco? Allora, al contrario delle altre volte, che insomma sappiamo benissimo che ci sono questo tipo di situazioni, questa volta siamo stati contattati direttamente da un cittadino che aveva il sospetto e ha avuto conferma di essere stato un po' raggirato per vie telefoniche. Effettivamente. Ecco, lei ha fatto un appello proprio perché le modalità quali sono? Perché le modalità sono quelle di prestare molta attenzione sia nel caso di telefonate sia nel caso di qualcuno che suona il campanello, di verificare sempre se si conosce la persona e in caso di telefonata di stare molto attenti a non dare generalità, di non abbandonare la casa perché magari effettivamente c'è l'idea di far uscire da casa e di contattare eventualmente in un secondo momento la polizia, il 112 o il 113 insomma. Ecco, a proposito di questo abbiamo proprio il signor Stefano Pagnoni, che sì. Proprio ha subito questa truffa. Sì, ho ricevuto questa telefonata da presunti carabinieri di Vicenza che mi chiedevano se avevo ricevuto una loro notifica per presentarmi in una sede di Viale della Pace, sempre a Vicenza. Ho cercato di tirare avanti il discorso per un po', capire cosa c'era sotto a tutta questa situazione e dato che il modo di parlare dell'operatore mi creava dei sospetti, aveva una parlata un po' dura, balcanica, per quanto con proprietà di linguaggio, a quel punto ho detto: senta, lei non è la persona che dice di essere. A questo punto è stata chiusa la telefonata da questo presunto carabiniere. E cosa le chiedeva? Ma mi chiedeva sostanzialmente se io ero
io effettivamente, ha insistito più volte, dopodiché mi ha detto noi le abbiamo consegnato una notifica di comparizione, io ho affermato non ho ricevuto nulla, guardi nella cassetta delle poste che sicuramente c'è, io dico ho guardato ma non c'è nulla, e allora si presenti qua da noi in Viale della Pace. Poi dalla polizia ho saputo che in Viale della Pace i carabinieri proprio non ci sono. Anche perché lei poi ha fatto una conferma, ha chiesto una conferma ai numeri di pubblica utilità. Certamente, ho telefonato poi al 113 e una poliziotta mi ha confermato che era chiaramente un tentativo di truffa, probabilmente per allontanarmi da casa o per altri motivi, ma io non sono riuscito a capire dal carabiniere il motivo di questa notifica. Già mi sembrava strano che arrivasse nella cassetta delle poste e che non venisse consegnata a mano. Certo, tanto la ringraziamo e anche per complimenti per la perspicacia, no? È andata bene questa volta. Ecco, Sindaco, comunque il problema insomma dei ladri, delle truffe è un problema che interessa il comune, tant'è che anche sull'altro fronte, no? Sulla vigilanza nel quartiere state alzando la guardia. Esattamente, allora a fronte di tutto questo la nostra idea è proprio quella di far attivare un controllo di vicinato, quindi il 30 di gennaio qui in comune presso la sala consigliare alle 8 di sera faremo un primo incontro proprio per sensibilizzare il cittadino e per far capire l'importanza anche della collaborazione. Vi racconto cosa ho saputo ieri da persone che conosco, madre, padre e figlia, dei 3 conti bancari congiunti. Il capofamiglia riceve una telefonata, poi alcune mail in cui gli si propone di aprire un conto vantaggiosissimo a Malta. Lui dà tutti i suoi dati con le password, svuotati questi conti di 300.000 euro. Adesso queste persone non hanno più nulla, dovranno vendere un appartamento, l'unico bene che hanno di proprietà. Questo può capitare se si cade nella rete, bisogna stare attentissimi con telefonate, soprattutto mail che chiedono i vostri dati, che propongono delle formule miracolose, bisogna stare attenti. Andiamo avanti con la cronaca. Un'auto in sosta, questo è dal giornale di Vicenza, carbonizzata dal fuoco nella notte, a vano l'allarme dei residenti, è successo a Montecchio, ci sono anche alcune immagini del giornale di Vicenza, proprio un rogo che è stato però spento prontamente dai pompieri, ma che sono arrivati quando ormai l'auto era completamente distrutta. Gli incidenti stradali, purtroppo senza fine il racconto degli incidenti sulle strade. Un'auto che è finita in un canale, ne abbiamo parlato anche ieri, è morto Gaspare Gasparini di Spinea, di 33 anni, è successo in via Frassinelli ad Asseggiano, nel Veneziano, nessuno ha assistito all'incidente, la vettura è stata notata nell'acqua capovolta da alcuni passanti. Ad accorgersi dell'auto finita rovesciata nel fossato sono stati questa mattina, poco dopo le 9, alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi e ben presto si è avuta conferma della tragedia. Nella vettura c'era il corpo senza vita di Gaspare Gasparini, 33 anni, residente a Spinea, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'uomo era alla guida del mezzo, finito fuori strada in via Frassinelli ad Asseggiano, vicino al confine con Martellago, dove la strada diventa via Dosa. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Mestre, da Vicenza con il nucleo sommozzatori e di volontari di Mirano. L'auto, capovolta nel canale di Scolo Dosa, è stata recuperata con l'autogru. Nulla da fare purtroppo per il giovane. Il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nessuno ha assistito alla fuoriuscita dell'auto ed in un primo momento si temeva che potessero essere rimaste coinvolte anche altre persone, magari trascinate fuori dalla corrente. Per questo i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore a scandagliare il canale per escludere il coinvolgimento di altri. Sul posto, per indagare sulle cause dell'incidente, la polizia locale. Profondo il cordoglio per la tragedia, l'amministrazione comunale di Spinea si stringe alla famiglia di Gaspare Gasparini. La data dei funerali non è ancora stata fissata.
E la tragedia di Revine e Lago, dove in via Marconi è stata investita una ragazzina, una undicenne. Inizialmente era incosciente, ha raccontato un testimone. La ragazzina stava andando a scuola. Erano 7:30, ho sentito un colpo, sono uscito sulla porta e ho visto la macchina fermarsi e la bambina caduta per terra, sì, di fronte alla chiesa. È questa la scena che si trova davanti Massimo Bottega una volta uscito dalla sua storica macelleria di via Marconi. Sull'asfalto c'è anche lo zainetto dell'undicenne, travolta poco prima sulla provinciale da un'auto che procedeva in direzione di Follina. La bimba stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali per andare a scuola. Sono corso lì e ero incosciente in quel momento, sì. Poi le mamme di altri bambini che venivano a prendere il pullman mi hanno detto, per cortesia, andavo a chiamare i genitori e sono andato. La famiglia infatti abita a poche decine di metri in linea d'aria dal punto della collisione. Sono attimi concitati. Mi sono fatto coraggio, le ho chiesto perché la bambina era caduta e è venuto su di corsa. Le mamme degli altri alunni che avevano preso soccorso con la signora che guidava la macchina. L'apprensione generale, vengono immediatamente allertati i soccorsi. A Lago si trattiene il respiro finché la bambina non ricomincia a parlare. Arrivano sul posto i sanitari del SUEM 118 supportati dall'elicottero di Padova, da lì il trasporto d'urgenza in ospedale a Treviso. Mentre le indagini vengono affidate alla polizia di Vittorio Veneto, le notizie che arrivano dal Cafoncello sono rassicuranti. Si parla di qualche frattura e contusione. Speriamo bene, perché 11 anni insomma. A Padova continua a far discutere l'episodio di razzismo avvenuto nel fine settimana durante una partita di calcio juniores, dove sono stati rivolti insulti a 2 giocatori di colore. La Federcalcio annuncia un'inchiesta, intanto parla l'allenatore dei giovani calciatori offesi e lancia un messaggio. Basterebbe anche solamente un segno di vicinanza, un porgere delle scuse e questo è proprio lo stile che vogliamo dare ai nostri ragazzi. Assumersi la responsabilità per quello che è stato fatto e capire che quando si va oltre si può anche a volte semplicemente chiedere scusa. Chiedere scusa dovrebbe essere un gesto naturale e invece sembra essere davvero difficile, eppure potrebbe servire a cancellare l'amaro delle lacrime versate dai 3 giovanissimi calciatori del Real Padova, insultati con epiteti razzisti, offesi e derisi per il colore della loro pelle da coetanei avversari in una partita del campionato juniores. Uno dei calciatori della squadra padovana durante la partita casalinga, dopo l'ennesimo insulto, ha chiesto di uscire dal campo. Il messaggio dell'allenatore del Real Padova cerca di dare un segnale di distensione anche per proteggere i ragazzi offesi. Il messaggio che vogliamo dare è prettamente educativo, non si vuole puntare il dito contro nessuno, non si vuole accusare nessuno, ma crediamo sia ora di dare un taglio a questo cerchio che si è innescato, dove quasi settimanalmente i nostri ragazzi vengono apostrofati con questi epiteti. Si cerca di far finta di nulla, si cerca di andare avanti, ma si cerca anche di dire stop, è ora di fermarsi e iniziare tutti quanti a ragionare e uscire da questo mondo di ignoranza. Gli insulti sono arrivati da altri calciatori della panchina del San Giorgio in Bosco e sono stati uditi da tutta la squadra del Real Padova, compresi gli allenatori, ma non sono stati rilevati dall'arbitro, che non lo ha riportato nel verbale della partita. Il San Giorgio in Bosco respinge le accuse e in una nota prende le distanze anche dal commento comparso dopo la partita in un sito sportivo, dove un giocatore della società ripeteva le offese urlate in campo ricarando la dose, post rimosso poco dopo. Nel frattempo la Federcalcio e la Procura Sportiva hanno annunciato un'indagine su questo ennesimo episodio di razzismo in campo. Anche la FIGC Veneto è intervenuta definendo l'accaduto molto grave e contrario ad ogni insegnamento che dovrebbe invece arrivare dallo sport. Di questi fatti sono veramente dispiaciuto, perché sono cose che succedono tutti i giorni ormai, perché è l'ordine del giorno, e come delegato ne sono veramente dispiaciuto. E quanto posso rilasciare a voi è che noi, so che il nostro giudice sportivo ha chiesto anche all'arbitro un supplemento di rapporto.
Autonomia differenziata, il ministro Calderoli e Luca Zaia accelerano per rivedere la legge sull'autonomia che la Corte Costituzionale ha considerato nell'alveo della Costituzione, e quindi si va avanti per ritoccare i punti che la Corte, su cui la Consulta aveva eccepito. Ma la notizia di questi giorni è stata, sempre da parte della Corte Costituzionale, la sentenza con cui è stato giudicato inammissibile il referendum abrogativo. Sentiamo le reazioni della maggioranza in Consiglio regionale. Si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. L'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Con questa formula la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di referendum di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note in seguito, ma in ogni caso il pronunciamento della Consulta ha già messo un punto fermo sul futuro della riforma. Abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale, difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. L'assessore Roberto Marcato usa una metafora sportiva. Veneto 1, Roma 0. Finalmente hanno respinto quella richiesta di referendum che avrebbe negato la volontà di un popolo, il popolo veneto. È una bella giornata per noi veneti. In Consiglio regionale è anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci piacerebbe vedere una sinistra, soprattutto in Veneto, che non va costantemente contro la volontà dei veneti che si sono espressi con un referendum nel 2017 al 98,1%, ma che in qualche modo si mette a dare una mano per far arrivare questo diritto sacrosanto dei veneti alla nostra regione. Ma cosa succede adesso? A dicembre la Corte Costituzionale aveva depositato un'altra sentenza in cui dichiarava illegittimi 7 punti dell'autonomia differenziata, così come prevista dalla legge Calderoli. Che l'iter riprende e naturalmente verrà fatto anche con gli aggiustamenti che sono stati richiesti, con quelli parziali illegittimità, perché bisogna poi dire le cose come stanno, quindi non stiamo parlando di illegittimità della legge ma di alcuni passaggi che devono essere corretti e penso che il Parlamento abbia la forza di fare questo, naturalmente supportato dal Governo. Che la legge Calderoli non è una legge contro la Costituzione, ma è una legge che dà applicazione a un principio che è inserito in Costituzione, che è quello dell'autonomia differenziata. Il principio c'è, poi nella sua applicazione possono essere definite alcuni parametri, elementi che adesso il governo andrà a definire. Ora avanti tutta con l'autonomia, ha detto il presidente Zaia. Ieri sera a Focus abbiamo intervistato telefonicamente un grande giurista veneto che è il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, che ha affrontato da solo i giudici della Consulta. Non c'era l'Avvocatura di Stato, non c'era nessun'altra regione. Sentiamo una parte del suo intervento ieri sera in trasmissione. È che le cose sono complicate, che bisogna partire da zero, che è tutto da costruire. Guardi che i materiali disponibili sono di consistenza enorme. La possibilità di, se si vuole, integrare, riformulare, se si vuole, la legge Calderoli tenendo fermo quello che è stato fatto salvo dalla Corte, che è comunque molto, perché ci sono le disposizioni che restano, che non sono state colpite da nessuna incostituzionalità né oggetto di interpretazione conforme a Costituzione. Poi ci sono le disposizioni rispetto alle quali la Corte ha detto vanno interpretate in questo modo, e poi c'è il blocco delle previsioni che sono invece state tolte di mezzo, ecco, dalla Corte. Quelle tolte di mezzo si possono sostituire, direi, con facilità, per la semplice ragione che le indicazioni che contano sono nella sentenza resa dalla Corte Costituzionale. Allora non serve essere dei geni per trascrivere, no? L'ufficio copia, chiamiamo qualche benedettino, ecco, che forse riesce nell'impresa. La Commissione Cassese ha lavorato molto di più di quello che si crede, per cui dal complesso dei testi che sono stati per i vari gruppi di materie
predisposti, da quei testi si possano estrarre quei principi e criteri direttivi che la Corte Costituzionale ritiene debbano essere formulati in una legge di delega. Questa è una parte del lungo intervento del professor Mario Bertolissi. Abbiamo sentito le ragioni, le reazioni della maggioranza, adesso sentiamo in Consiglio regionale le reazioni dell'opposizione. Il referendum con la proposta di abrogazione della legge Calderoli sull'autonomia differenziata non ci sarà, ma la delusione tra chi nei gruppi di opposizione in Consiglio regionale avrebbe voluto che sul tema si esprimessero i cittadini è mitigata da un'altra sentenza della Corte Costituzionale, quella che il mese scorso aveva dichiarato incostituzionali 7 punti della riforma. È una vittoria di Pirro, possiamo dirlo, perché sì, non si farà il referendum, benissimo, ma la legge deve essere ripresa completamente, rivista, corretta e riavviata, per cui stiamo a vedere, intanto noi stiamo a vedere cosa succederà e quando questa legge andrà in porto, se andrà in porto. La critica alla legge Calderoli non è una presa di posizione contro l'autonomia, dicono dal Partito Democratico, ma di come questa possa e debba essere realizzata. La riforma costituzionale del 2001 che ha messo in Costituzione le previsioni dell'autonomia differenziata l'abbiamo fatta noi e noi abbiamo detto fin dall'inizio quali sono i paletti entro i quali eravamo disponibili a discutere anche con Zaia di autonomia. Non tutte le 23 materie, cosa che ha stabilito anche la Corte, non le materie bensì le funzioni, cosa che ha detto anche la Corte, non impostare l'autonomia in termini di contrapposizioni, indipendentismo e isolazionismo come ha fatto Zaia. Le opposizioni chiedono a Zaia di venire a riferire in aula e di essere franco, dice Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Deve dirci davvero come la sua maggioranza intenda dare più potere e risorse a territori e comuni e non meno come sta accadendo da tempo. Aperture al dialogo arrivano anche da Erika Baldini del Movimento 5 Stelle. Chiaramente nel rispetto di quello che già la Corte Costituzionale ha sentenziato, ovvero il rispetto del ruolo del Parlamento, che deve essere centrale in questa fase, e anche sulle competenze da affidare alle regioni, perché non si tratta di affidare generali competenze, ma solo specifiche funzioni. Quindi sono temi di cui la Corte Costituzionale ha parlato e di cui la legge deve tener conto. Ieri sera a Ring su Antenna 3, ospite di Ferdinando Avarino, Alberto Stefani, parlamentare, vice segretario nazionale della Lega, segretario regionale della Lega e presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Sentiamo cosa ha detto. Siccome non ci piace parlarci addosso, ma ci piace confrontarci con i cittadini e fare un sondaggio costante con la cittadinanza, dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà della gran parte dei cittadini veneti. Noi più volte anche alle elezioni comunali dello scorso anno abbiamo scelto di andare da soli, lo abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra e io credo che i territori, così come i comuni, vadano ascoltati. Tu quando ti presenti ad una elezione amministrativa devi conoscere quel territorio, devi ascoltarne l'umore, devi ascoltare quelle che sono le esigenze e le aspirazioni e sulla base di quello crei un'offerta politica. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Questo a dimostrazione del fatto che i cittadini riconoscono in questo partito in Veneto una classe di amministratori competente e capace. Aveva condiviso questa ipotesi anche dello strappo? No, questa ipotesi dello strappo che poi è emersa diciamo prima sui giornali e poi anche insomma possiamo dire in via sostanziale è un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini, posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. Poi Salvini ci ha messo il carico perché al federale, ha detto Salvini tutti ha con ascoltato e devo dire con coraggio e anche con grande visione politica la voce della base del Veneto.
Veneto. Anche parlando in questi giorni, che ovviamente è emersa questa vicenda, confermano questo aspetto. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico, ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Qualora la Lega decidesse di andare da sola insieme alla lista Zaia e insieme alle altre forze civiche e anche diciamo la lista autonomiste, Zaia ci sarà sicuramente? La lista Zaia, qualora andassimo da soli, credo che sia inevitabile, soprattutto per anche continuare un percorso che è stato fatto in questi 15 anni. Quindi in sostanza Stefani conferma quello che è lo scenario che la Lega vuole realizzare, cioè un candidato della Lega, nel caso non ci fosse un altro mandato per il presidente Zaia, che Zaia appoggerebbe dall'esterno senza concedere, diciamo, agli alleati, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, un loro candidato. Quindi su questo la Lega è molto compatta. Intanto il neoeletto presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, che si è insediato ieri, nella conferenza stampa ha parlato di autonomia all'indomani proprio della bocciatura del referendum abrogativo, ha parlato soprattutto di una legge che va sistemata e soprattutto nella parte riguardante i cosiddetti LEP, i livelli essenziali di prestazione. La possibilità di determinare i LEP senza un intervento del legislatore non c'è. Occorre che il legislatore intervenga e ridetermini i criteri per l'individuazione dei LEP. Certo, ci sono materie non LEP, ma anche sulle materie non LEP la Corte è intervenuta innanzitutto limitando l'attribuzione a specifiche funzioni di materie, ma è intervenuta anche precisando, e questo è detto chiaramente nella sentenza, che l'attribuzione per le materie non LEP, laddove ci sia un'incidenza su diritti civili o sociali, occorre comunque la predeterminazione dei LEP. Quindi in realtà anche per le materie non LEP c'è una limitazione e la necessità che intervenga il legislatore. Qualche minuto di pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Italo Morao e poi parleremo di violenza giovanile, di immigrazione dopo i fatti accaduti a Treviso che hanno anche provocato delle tensioni, stanno provocando delle tensioni tra alleati nella maggioranza. Avremo ospite il dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. State con noi. Allora, torniamo purtroppo a parlare di violenza, tensione nella maggioranza a Treviso, perché il ministro Nordio ha detto ieri Treviso non è più una città sicura, contraddicendo quello che aveva sostenuto invece il sindaco Mario Conte, che ha replicato da Vilnius. Abbiamo letto la sua replica in cui dice che bisogna collaborare assieme per riuscire a far fronte a queste piaghe della nostra società. Saluto e ringrazio il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Dottore, abbiamo parlato tante... Grazie per essere di nuovo qui con noi, ne abbiamo parlato molte altre volte. Lei l'altro giorno aveva introdotto però un altro elemento molto interessante, cioè che
tutto quello che succede oggi con questi giovani italiani, figli di famiglie straniere migrate in Italia, deriva da un periodo in cui queste persone erano state inserite nelle imprese del nord-est. Sì, ho letto anch'io le affermazioni del Ministro, effettivamente le condivido appieno perché c'è un tema di sicurezza, probabilmente è un tema di sicurezza in questa provincia, è diffuso anche in altre province, però io se passeggio in centro a Treviso dopo le 10 di sera vedo che non c'è più nessuno, non ero abituato io stesso cittadino a vedere le strade o il centro vuoto. Io penso parta da lontano, come ho detto in altre occasioni. I figli di seconda e terza generazione sono i figli della manodopera che abbiamo cercato 20 anni fa, 15 anni fa probabilmente. Quindi le imprese in quel periodo storico non trovavano le braccia, è che sono arrivati uomini, come dice Gian Antonio Stella. Noi pensavamo fossero solo braccia. In realtà si sono inseriti in un tessuto economico e sociale territoriale più o meno, e oggi ce ne sono le conseguenze. Ora la domanda che ci dovremmo porre, direttore, è: gli effetti collaterali di questa richiesta in quel periodo storico oggi è a carico di tutta la società. I costi li stiamo sostenendo tutti noi, effettivamente, con un problema di devianza, con un problema di aggressività, con un problema di integrazione. I profitti in quel periodo storico però non li abbiamo avuti tutti, probabilmente li hanno avuti alcune imprese, alcuni privilegi in quel periodo. Allora io penso ci sia la necessità di un'assunzione di responsabilità trasversale, intergenerazionale, anche da parte di chi in quel periodo storico ha avuto la necessità di avere, quando in quel periodo si diceva probabilmente in futuro tra 10 anni, 15 anni avremo un problema di sicurezza, sembrava quasi non essere così importante. Oggi ne abbiamo le conseguenze, che però sono a carico economicamente, quindi non ideologicamente, economicamente in tutta la società. Una domanda quindi me la porrei: qual è il ruolo di quelle imprese? Qual è il ruolo di quelle realtà? Grandi imprese del territorio trevigiano, non stiamo parlando di grandi imprese nazionali, grandi imprese del territorio trevigiano. Solo questa era un po' la riflessione. Ecco, lei quando dice assunzione di responsabilità, cosa intende? Perché è quello che un po' sta avvenendo adesso ed è un problema che le imprese si stanno ponendo adesso. In mancanza di manodopera locale si pensa di ricorrere a manodopera straniera qualificata. Però, no? La ringrazio per la domanda, perché questo mi permette di parlare di un patto. Il tema è il patto, non è pensabile che noi cerchiamo solo maestranze, perché l'effetto collaterale di un'integrazione, pensiamo che ci sono grandi imprenditori del passato, e non è un caso che citi il passato e non il presente, illuminati, che si sono fatti carico anche qui in Veneto, verso il Bellunese, l'Agordino, di un territorio, di un welfare sociale, di un welfare territoriale, cioè non ci sono limitati ad avere il maggior profitto possibile attraverso l'utilizzo di maestranze che non trovavano nel territorio ma provenivano da paesi esteri, ma hanno cercato anche di integrarli rispetto a quel territorio. Pensi che nell'Agordino ci sono aziende che hanno 5.000 dipendenti e i cittadini non arrivano a 5.000 in quel territorio, sono forse meno, eppure hanno creato scuole, hanno creato asili, hanno creato elementi di integrazione sociale. Ecco, in un certo periodo storico c'era un'imprenditoria illuminata che sembra essere venuta un po' meno. Ecco, dovremmo ritrovare quei principi, quegli elementi fondamentali che sono poi un modo di fare impresa che traccia alcune dinamiche nel territorio, perché altrimenti gli effetti collaterali rimangono a carico della società e quindi in centro storico non si va, e se non si va in centro storico i piccoli commercianti non vendono, e se non vendono i piccoli commercianti creano un problema economico di tassazione e di versamento rispetto allo Stato. Quindi bisogna capire che probabilmente gli effetti collaterali dovrebbero far parte di un patto. Oggi noi cerchiamo maestranze provenienti principalmente dai paesi che hanno vissuto difficoltà dell'est Europa. Benissimo, cosa faremo? Cioè successivamente, dopo averli impiegati con un minimo di stipendio a fine mese, che cosa faremo successivamente? Casa, non casa, territorio, integrazione, scuola, figli? Perché oggi abbiamo questo fenomeno. Attenzione, chi non è radicato in un territorio e non sente di appartenere a un territorio non rispetta le regole, non è tenuto a rispettare le regole, perché il giudizio e la fiducia di un territorio e la reputazione è la prima vera regola, ben oltre quella giuridica, ben oltre la legalità. Se io so di avere una reputazione in un paese, evito
smetto di delinquere, perché il giudizio non cade solo su di me, ma anche sulla mia famiglia e i miei figli. Se non hai un radicamento territoriale tutto questo viene meno, e quindi l'unica strada è eventualmente la repressione, se si può fare. Perché se si può fare? Perché io risostengo che col vecchio governo sono state chiuse 4.800 sedi dei carabinieri, stazioni dei carabinieri, che erano i luoghi in cui si aveva la prima informazione. Allora la prima cosa da fare secondo me è riaprire queste stazioni, che sono semplicemente non luoghi di repressione, ma luoghi in cui arrivano le informazioni delle dinamiche del territorio. Ecco, senta, è molto interessante la questione dell'integrazione di imprenditori stranieri a questo punto, direi, no? Perché noi abbiamo per esempio tanti cantieri edili anche nel Veneto, i capi sono stranieri, e sono persone qualificate, poi purtroppo per le strade invece ci sono persone che non hanno occupazione, che sono allo sbando e che spesso finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Ieri abbiamo visto a Washington, a Capitol Hill, c'era Elon Musk, che è un sudamericano, quindi uno straniero arrivato negli Stati Uniti. C'era anche il capo di TikTok, che mi pare sia un indiano. Quindi ci sono in altri paesi più emancipati del nostro, ci sono uomini che arrivano da lontano e che hanno l'opportunità, mi pare di aver capito dal suo ragionamento, non solo di integrarsi, ma poi di sviluppare delle imprese. Insomma. Assolutamente sì. Adesso io uso un termine che in quest'ultimo periodo è un po' inflazionato, il concetto di oligarchia digitale, perché di fatto negli Stati Uniti oggi abbiamo una presenza. Però attenzione, è un'oligarchia che si consolida su alcuni principi che sono fondamentali per gli Stati Uniti: famiglia, Chiesa, appartenenza allo Stato. Provengono da altre realtà, ma in cui 3 principi riconoscono la loro appartenenza. Infatti le politiche del benessere, ad esempio, all'interno di quelle imprese sono fortemente, l'integrazione tra vita privata e vita lavorativa sono fortemente definite. C'è proprio un modello, e questi imprenditori si stanno facendo carico. Può essere criticato il modello digitale o non digitale, si sta facendo carico di una società, ridisegnandola questa società. Ma pensi che hanno investito quasi 500 miliardi di euro per adattare l'intelligenza artificiale a processi sanitari umani. Quindi abbiamo davanti un disegno completamente nuovo del rapporto con la tecnologia. Detteranno le nuove linee della ricerca anche sanitaria a livello mondiale. Possiamo star fuori da queste dinamiche senza assumerci una responsabilità. Loro si assumono la responsabilità del territorio, non isolano il territorio, ma vengono da modelli che fin dall'inizio hanno visto la qualità della vita integrata con la qualità lavorativa. Un esempio: oggi un'impresa nel nostro territorio, per quanto strutturata essa sia, può tranquillamente mettere in piedi dei modelli di welfare aziendale, di benessere all'interno dell'impresa. Bene, però non basta, perché se quando uno esce dall'impresa ha la zona industriale che in pieno agosto a 40 gradi non ha un albero, perché non hanno pianificato il territorio? Allora non si può chiedere all'impresa di fare benessere, di fare equilibrio rispetto al territorio, se poi il territorio non compete. Ripeto, alcune parti del Veneto, e mi riferisco sempre al bellunese, ha creato un patto territoriale di welfare, un welfare territoriale integrato, che vuol dire assumersi le conseguenze anche a valle dell'impresa, non a monte, non solo a monte. Perché, ripeto, noi non possiamo aver bisogno di braccia, purtroppo quelli sono uomini. Vabbè, qualcuno può dar fastidio siano uomini, lo capisco, o donne, però in fin dei conti hanno anche loro una necessità sociale e economica, e i loro figli sono italiani. Cioè togliamoci dalla mente che è seconda generazione, terza generazione, quarta generazione, perché altrimenti dovremmo fare un parallelo degli italiani negli Stati Uniti di quarta e quinta generazione. Non è più così, sono americani. Bene, loro sono italiani. Se si sentono appartenenti a una nazione, evitano di delinquere, e quando sono esclusi da questa nazione che tendono a avviare dei processi di delinquenza, perché è nel vuoto
io lo vedo in terapia, che si arriva alla devianza, non nel pieno. Quando uno ha un senso nella propria vita, quegli imprenditori che lei citava, microimprenditori che in passato hanno creato grandi piccole imprese nel territorio in ambito dell'edilizia, hanno una forte assunzione di responsabilità di quel territorio, perché se lo rispettano continuano a lavorare e sanno benissimo che il rispetto e la fiducia è un elemento portante proprio per la loro sopravvivenza, non una questione di appartenenza politica e ideologica, è proprio una questione, il rispetto del territorio significa che l'impresa va bene, fattura e ha dei rendimenti, e quindi questa è la strada che io penso. Però, ripeto, ci vuole una classe imprenditoriale illuminata. Ecco, approfitto del riferimento che abbiamo fatto agli Stati Uniti per chiederle quale impatto emotivo secondo lei c'è stato nel momento in cui Trump ha annunciato che vuole riprendersi il canale di Suez, che conquisterà la Groenlandia, che annetterà il Canada, che è uscito dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che se si fa un baffo del patto di Parigi per i cambiamenti climatici, insomma una serie di annunci che hanno veramente un po' scioccato l'opinione pubblica, no? Per un verso o per l'altro, no? C'è chi li ha accolto questa svolta come qualcosa di importante e giusto, altri si sono molto preoccupati. A giurisprudenza a Padova esiste il diritto romano che si fondamenta sull'arte retorica, quindi però i romani hanno governato il mondo. Lui ha concentrato la retorica in questa fase, con degli elementi però che dà sicurezza al suo popolo. Oggi l'Europa è sotto attacco in termini minacciata da elementi di insicurezza. La gente ha paura. Treviso è una piccola realtà, però è specchio di una tendenza europea. Non esistono elementi di forza in questa Europa. Non possiamo continuare a pensare che la Russia può fare un piacere all'Europa, gli Stati Uniti può fare un piacere. L'Europa deve avere una propria struttura, una propria caratteristica. Trump è un modello alternativo. Chi ha il dubbio in questa fase storica, lì trova sicurezza. Perché, attenzione, l'oligarchia digitale è un termine che magari non piace. Tecnoligarchi, esatto, non è un termine che non piace, però non ha confini nazionali. È mondiale. Certo. Loro possono ora esportare la loro democrazia. In passato dicevano conquistiamo i territori esportando la democrazia con il conflitto. Oggi la esporteranno con questi strumenti digitali. Le immagini si creeranno, come dicono, questo modello di connessione tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale. Il tema della democrazia mondiale è un tema minacciante o siamo strutturati come europei, la storia noi ce l'abbiamo, siamo il paese più antico al mondo, noi abbiamo una certa storia, dovremmo farla valere. Allora, in questa logica è bene che l'Europa inizi ad avere delle proprie caratteristiche fondamentali in un confronto di carattere mondiale. Non si devono temere gli Stati Uniti, non si deve temere la Russia, però si deve avere un modello alternativo, una proposta alternativa. Mi dica lei, qual è la proposta alternativa che propone oggi l'Europa alla Russia e agli Stati Uniti? No, si rischia di restare schiacciati tra questa potenza americana e con questo afflato quasi violento da parte del nuovo presidente a protezione del proprio paese, quindi è stato anche un discorso di orgoglio nazionale e di forza, e alla Russia e alla Cina, che sono altri giganti, e noi siamo lì ancora frantumati a occuparci di cose che sono rispetto ad altre del tutto irrilevanti. Quindi questo rischio esiste in sostanza. Sì, direi che abbiamo anche però un segnale molto positivo, al di là delle critiche che ho sentito nell'ultimo periodo. C'è la presenza del nostro Presidente del Consiglio. All'elezione, all'investitura del Presidente degli Stati Uniti, che è stata criticata, è stata sostenuta, insomma c'è stata una certa dialettica, definisce un confine molto chiaro, è stato scelto, c'è una scelta, cioè il governo ha fatto una scelta molto chiara, essere presente all'investitura del Presidente degli Stati Uniti. E era presente l'Italia, non era presente l'Europa, direttore, era presente la Giorgia Meloni. Cioè non era, è lei, è lei. Allora, è lei. Ed è l'unica, diciamo, il leader europeo che non. La mia domanda è: i leader europei che osservano un Presidente del Consiglio presente alla nomina del Presidente degli Stati Uniti con quella
gerarchia digitale, definiamola, si porrà la domanda di quale sarà la governance futura di questa Europa? Perché non può esserci una governance d'Europa contrapposta contemporaneamente a Russia e Stati Uniti. Esatto. Quindi io vedo per l'Italia un futuro molto positivo in questa dinamica, proprio per l'arte romana della mediazione. In questo sarei meno autonomista, però l'arte romana è un'arte che ha sempre definito l'Italia una posizione strategica. Giorgia Meloni è stata aspramente criticata anche dalle opposizioni per questo viaggio che avrebbe fatto per fare delle sviolinate a Trump e diciamo, conquistarne la fiducia. Cosa utile, diciamo, di questi tempi, no? Cioè l'alleanza tra Stati Uniti e Italia c'è sempre stata, quindi tanto vale rafforzarla in un momento così complicato. Lei è stato a Rotary di Caorle. Sì. Avete parlato di questo, d'altro? È stato parlato del tema dell'equilibrio tra il welfare territoriale e il welfare aziendale, riscrivere un territorio come com'è il Veneto in un momento in cui c'è una instabilità di welfare di Stato, però quello che è emerso è stato ancora una volta il tema della sicurezza. Direttore, il tema della sicurezza. E spezzo una lancia, non che sia necessario in questa fase, al governo attuale. Di solito eravamo abituati ad associare a una figura maschile la forza. Beh, questo Presidente del Consiglio sta dimostrando, rompendo tutti gli schemi antropologici, sociali, psicologici, che la gente percepisce la Giorgia Meloni come il luogo della sicurezza. Il partito, sì, il partito, ma è lei, con i passaggi che sta facendo, la Giorgia Meloni sta garantendo la sicurezza anche del territorio veneto. E infatti l'effetto Meloni poi si è visto non solo elettoralmente qui. Dottor Gasseller, dobbiamo andare in pubblicità, la ringrazio molto. Grazie a voi per l'invito, ancora una volta, direttore. Grazie. Andiamo in pubblicità e poi parleremo dell'Accademia del Buon Vivere con Alfredo Giacon, che è uno scrittore e anche un navigatore solitario. Ma tra poco, state con noi. In diretta con Focus TG andiamo a Romano Dezzelino perché un cavalcavia è rimasto danneggiato sulla strada statale 47 e sarà necessario demolirlo. Sentiamo la nostra redazione di Bassano e Grappa. Siamo in via Velo a Romano Dezzelino con il sindaco Simone Bontorin. Sopra le nostre teste praticamente passa la strada statale 47 Valsugana, sicuramente una strada sempre dal traffico molto intenso, una delle direttrici principali nord-sud. Che cosa succede? Succede che il sottopasso che vedete alle nostre spalle nel 2022 è stato danneggiato da un sinistro stradale. ANAS ha monitorato la situazione perché sotto è passato un camion che ha danneggiato delle travi e adesso sono arrivati i risultati di questo monitoraggio. Allora sindaco, facciamo un passo indietro, che cosa è successo nel 2022 e facciamo il punto sui dati che emergono dallo studio ANAS. Nel 2022, esattamente a novembre, un camion che transitava qui su via Velo ha danneggiato le prime travi del ponte che vedete alle nostre spalle e di conseguenza abbiamo immediatamente avvisato ANAS per capire il da farsi. ANAS a quel tempo ha limitato il traffico nella carreggiata nord, quindi ha chiuso una corsia, ha fatto la deviazione e il restringimento che tutti noi quotidianamente facciamo da ormai 2 anni e mezzo e di conseguenza in seguito è partito il monitoraggio. Da prima un monitoraggio più blando, più leggero, poi si è verificato tramite delle misurazioni molto più precise che c'erano dei movimenti, degli spostamenti. In seguito a questo monitoraggio ANAS ha deciso di progettare
questo nuovo intervento, ha dovuto reperire i fondi per la progettazione e in seguito a questa decisione adesso sta reperendo i fondi per realizzare quest'opera. Attualmente, Sindaco, lo puntualizziamo, il sottopasso di Via Velo è pericoloso per chi passa. Che cosa succederà una volta che ANAS ha comunque accertato che le travi sono danneggiate e che il manufatto va per sicurezza rifatto? La pericolosità di questo tratto di strada è una pericolosità legata al grande passaggio di veicoli, quindi nel lungo termine. Il continuo sollecitamento di queste travi nel lungo termine potrebbe causare dei rischi. Quindi per evitare di arrivare a quel punto ANAS ha deciso di sostituire l'intero ponte, anche perché è stato costruito con una tipologia costruttiva tipica degli anni 70-80 e di conseguenza non più in regola con le norme attuali. Questo oggi permette comunque ai pedoni di transitare sotto e alle auto di transitare su questa strada. C'è un monitoraggio costante da parte della loro guardiania per evitare che ci siano dei distacchi di piccoli materiali laterizi, proprio per evitare anche il minimo rischio, però l'intervento sarà quello della sostituzione di tutto il ponte. Un intervento che creerà sicuramente grandi disagi per la viabilità, soprattutto lungo la strada statale 47 Valsugana. Sì, si aggiungerà alle deviazioni, ai restringimenti, alle chiusure di questi anni anche questo lavoro. Non abbiamo la tempistica ad oggi di questo intervento, anche perché non è chiaro, o meglio non sono ancora stati reperiti i fondi, e di conseguenza sappiamo che quando questo lavoro partirà la strada statale 47 avrà sicuramente dei restringimenti e delle chiusure, la strada sulla quale ci troviamo per sicurezza probabilmente avrà anche questa delle chiusure temporanee e di conseguenza è necessario già preavvisare tutta la cittadinanza e chi transita che si aggiungerà anche questo lavoro per mettere in sicurezza un ponte che nel lungo termine potrebbe avere dei rischi. Allora siamo verso la fine, grazie a Monica Smiderle da Romano Dezzelino e al sindaco Bontorin, ringrazio Alfredo Giaccon, scrittore, skipper, ha attraversato gli oceani e continua a farlo. Approfittiamo della sua presenza qui perché poi si dedica anche alla sua Padova. È uscito un articolo sul Gazzettino che ci ha incuriosito, Accademia del Buon Vivere, la lobby dei residenti in centro. Di cosa si tratta, Giacomo? Ma si tratta di una sorta anche di esigenza, visto che Padova è una città bellissima, che sta crescendo molto anche grazie ai riconoscimenti UNESCO che abbiamo avuto. Sta crescendo molto da un punto di vista turistico, ma anche l'università stessa, dopo anche un'accelerazione che è stata portata durante anche le celebrazioni degli 800 anni. Pensate, la nostra università a Padova ha compiuto 2 anni fa 800 anni. Cioè è una cosa, io che sono stato tantissimi anni, 17 anni negli Stati Uniti, quando loro hanno qualcosa che ha già 100 anni lo celebrano come una cosa antica. Ecco, noi abbiamo la nostra università che ha 800 anni. Quindi ogni tanto ce ne dimentichiamo. Sì, no? Perché viviamo nel bello e anche nello storico. E questo è un grande privilegio che abbiamo noi italiani, che andiamo sempre in cerca di guardare anche all'estero le cose. Noi abbiamo veramente un patrimonio straordinario. Quindi l'obiettivo qual è? Valorizzare? L'obiettivo è cercare di guidare, noi come residenti del centro e di Padova in generale, cercare di indirizzare questa crescita appunto spinta dall'UNESCO e dall'università. Pensate, abbiamo 60.000 studenti e anche professori che vengono dalla Boston University, dal Massachusetts Institute, perché Padova è gemellata con Boston anche soprattutto grazie all'università. Ecco, noi come residenti ci siamo resi conto che Padova sta crescendo e non ha ancora preso una direzione specifica, perché rischiamo di venire fagocitati dalle esigenze degli universitari, che sono quelli di avere, che so, lo spritz a 2,5 €, cibo, spazzatura che costa 3 €, fast food, così. Poi i turisti che vengono, i turisti dell'UNESCO sono un turismo medio-alto. Non è che siano come una volta avevamo i pellegrini che venivano al Santo in gita, ecco, che si portavano la bottiglia dell'acqua minerale e il panino. E di conseguenza noi come residenti abbiamo delle esigenze di far
Intanto sostenere una città che sia vivibile e che non diventi un parco giochi, perché abbiamo anche l'esempio di Venezia che sta, diciamo, vivendo di seconde case, i residenti sono sempre meno, stanno abbandonando la città perché sta diventando anche insostenibile come costi. No? Leggevo proprio ieri un articolo che Padova è una delle è quarta come città più cara d'Italia. Quindi voglio dire, noi non vogliamo esporci da un punto di vista politico perché abbiamo altro da fare e lasciamo la politica ai professionisti. Ma vogliamo soprattutto portare una voce e fare da lobby, che sarebbe gruppo di pressione, per quanto ci riguarda proprio la qualità della vita della nostra città per i residenti. Quindi abbiamo deciso di creare questa Accademia del Buon Vivere per far sì che Padova diventi una città vivibile per i residenti, piacevole per chi ci viene a visitare la nostra bella città e anche vivibile per i turisti. Ecco, quindi non è un club di epicurei, no? Per no. Del buon vivere. Sì. No, ecco, come vi state organizzando in sostanza? Allora, come un'associazione? Sì, è una sorta di associazione, però non mi piace appunto chiamarla associazione, perché intanto Padova, appunto con l'università, anche Shakespeare l'ha chiamata la dotta Padova, nel senso che è sempre stata una città molto diciamo così, spinta dai professori e dagli universitari. La nostra città, quando avremo le prossime elezioni, abbiamo intenzione di fare massa, almeno 300-400 persone, amici, perché alla fine ci conosciamo tutti quanti, siamo nati e cresciuti, abbiamo fatto le scuole e l'università nella nostra città, e far massa e cercare di dare un punto di vista dai prossimi candidati sindaco su come ci sono alcune zone come il Ghetto, come il Portello, come le Riviere, che hanno delle esigenze diverse e che conoscono solo i residenti, quindi dare un valore aggiunto ai programmi elettorali che verranno presentati durante le prossime elezioni. Grazie molte ad Alfredo Giacon, scrittore, navigatore, skipper, seguiremo questa Accademia del Buon Vivere a Padova. Stasera alle 21:15 Focus, gli ospiti Paolo Benvenu, Anna Maria Bigon, Alberto Montagnier, Alessio Morosin, Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza, Antonella Tocchetto, Stefano Trubian e Cristian Zara. Grazie molte a Italo Morao e Francesco Ceroni in regia, buona giornata, arrivederci.